si presentano oggi candidati alle future elezioni europee. Ecco, ma quanto è importante questo voto per l'Europa dalla Sicilia? È importantissimo per diversi ordini di ragioni, è importante perché l'Europa può essere davvero un luogo e uno strumento di grande progresso, di grande sviluppo economico. Un'Europa dove la Sicilia e la provincia di Agrigento sono ben rappresentati vuol dire più risorse, più strumenti, più finanziamenti per sorreggere una vera stagione di crescita economica, di occupazione, per la pesca, per l'agricoltura, per le attività produttive, e quindi è un grande veicolo di sviluppo se ben utilizzato. Dobbiamo accorciare le distanze con quei paesi dell'Unione Europea che hanno davvero capito quanto è importante l'Unione Europea per affermare stagioni di sviluppo, mentre noi siamo molto in ritardo, ma è importante anche per giocare una partita nazionale, per accorciare le distanze dalla destra peggiore d'Europa, una destra che sta affermando in maniera arrogante una stagione autoritaria e liberticida, e noi non possiamo permetterci il lusso di perdere altro terreno. Oggi come ieri l'Europa non può essere distante da noi, ma deve essere anche un luogo di battaglia per accorciare le distanze dalla destra e creare una grande alternativa riformista e progressista. Onorevole Catanzaro, oggi un incontro del Partito Democratico a Porto Empedocle per stabilire linee future in vista delle elezioni europee, con la presenza anche dei candidati? Sì, assolutamente, oggi è una bella mattinata di politica e di programma per l'Europa. Il Partito Democratico ha presentato la sua lista con l'autorevolezza di diverse figure di candidate e candidati. Ritengo che questa è una grande battaglia. Noi sappiamo quello che vogliamo per l'Europa e l'8 e il 9 di giugno io spero che il Partito Democratico possa fare un grande, straordinario risultato per quello che merita di poter portare avanti come idee programmatiche per l'Europa. È chiaro, noi abbiamo un confine, noi siamo contro le destre in Europa e quindi c'è un confine, noi siamo sul Partito Socialista Europeo che guarda a quello che sono i veri temi delle disuguaglianze e tanto altro dell'ambiente, e quello che ovviamente oggi è un tema che forse qualcuno sta tralasciando, per noi è fondamentale. Il diritto alla salute, i giovani, il lavoro, sono tutti argomenti che questo governo di destra-centro, sia a livello nazionale che a livello regionale, utilizza soltanto nei momenti di campagna elettorale come slogan, ma subito dopo capiamo che sono soltanto slogan e basta, perché dei veri problemi non se ne sanno nulla e non affrontano. Ultimi su tutti è quello sull'agricoltura. Loro parlavano di essere pronti per l'agricoltura, l'abbiamo visto qualche giorno fa, proprio su un segmento dell'agricoltura, la zootecnia, un governo si è arrivato con una manciata, con un'elemosina di 5 milioni di euro. Noi l'abbiamo voluta ribaltare perché crediamo che la zootecnia, l'agricoltura ha ben più di attenzione. Abbiamo fatto una grande battaglia, siamo arrivati a 10 milioni di euro, però ritengo che non siano né sufficienti né bastevoli. Dobbiamo dire a questo governo che si occupa meno delle beghe interne e delle poltrone da spartire e più dei problemi per la Sicilia. Le ragioni di questa sua candidatura? Le ragioni della mia candidatura sono dare forza ai territori, dare forza alle richieste, alle domande che nascono dai nostri amministratori locali, dai nostri sindaci, dalle associazioni dei datori di lavoro, di impresa, dalle organizzazioni sindacali, rappresentare quelle che sono le esigenze della Sicilia a Bruxelles, in Parlamento europeo, tra Bruxelles e Strasburgo. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno che i parlamentari europei si mettano al servizio del territorio per portare nella nostra regione, in Sicilia ma anche in Sardegna, vantaggi, risorse, opportunità di crescita, di lavoro, di sviluppo. Lidia Tilotta scende in campo per il Partito Democratico, una giornalista, il suo impegno quale sarà al Parlamento europeo? L'impegno al Parlamento europeo è un impegno complesso, ma così deve essere. Innanzitutto bisogna ascoltare i territori, ascoltare i bisogni, trasformare in progettualità e riportare nei territori. Questa è una cosa importantissima che il parlamentare europeo deve fare, e però abbiamo bisogno anche di un'Europa diversa, un'Europa che garantisca un welfare condiviso a tutte le sue cittadine e i suoi cittadini, e un'Europa che difenda i diritti e non che viri sempre più a destra.